Siamo in compagnia di Bobo Sa, allenatore del Tramassa, che esce imbattuto dalla trasferta qui a Borore. Come valuta questo pareggio, mister? Sicuramente per noi è un buon punto, abbiamo incontrato un Borore piuttosto in salute, ci ha creato diversi problemi. Noi non abbiamo fatto sicuramente la miglior partita, ci aspettavamo preparato in un altro modo, però il Borore ci ha costretto a fare una partita più che altro difensiva e credo che i punti avrebbe meritato di vincere. Ecco, che cosa non ha funzionato nella squadra? Ma siamo stati un po' timorosi sicuramente, il Borore con la sua fisicità ci ha creato, noi non siamo una squadra molto fisica, quindi abbiamo sofferto la loro fisicità, è un campo un po' troppo duro e i nostri giocatori tecnici abbiamo davanti hanno sofferto molto, sono arrivate poche palle a loro e quindi abbiamo sofferto. Qual è l'obiettivo del Tramassa, mister? L'obiettivo del Tramazza è quello di ben figurare, di fare un buon campionato tranquillo e se c'è la possibilità di toglierci qualche soddisfazione ben venga. Ecco, una nota di merito sicuramente il fatto che ci siano dei tifosi a seguito della squadra che alla fine sono stati, come dire, applauditi dai giocatori e hanno ringraziato anche per la presenza. Questa è una nota che non sempre riscontriamo sui campi dilettantistici. No, ma colgo l'occasione per il tuo assist per ringraziare i tifosi perché sono sempre presenti sia in casa che fuori e il minimo che possiamo fare dopo la partita è ringraziarli. Anche oggi sono venuti numerosi e nonostante non abbiamo fatto la nostra miglior partita ci hanno applaudito per la partita. Ecco, mister, quali sono le sue favorite per il campionato, le squadre più forti? Ma credo che su tutta la Basanta e poi a seguire credo che Mogoro e Santa Giusta abbiano qualcosa in più delle altre. Credo che anche il Gergesi possa inserire nella lotta per il vertice. Benissimo, mister, noi la ringraziamo, comunque un grande in bocca al lupo a lei al Tramassa per il campionato. Grazie, ciao.